Allora, ritorniamo qui, dedichiamo qualche minuto e dopo passiamo anche a vedere dove trovare queste cartoline, che è un altro aspetto molto importante. Sì, sì, io già l'avevo promesso ai telespettatori e alle telespettatrici di questa televisione che sarei tornata perché come sempre, come gli ultimi 2 anni, l'INPS non manda a casa nulla, non manda a casa soprattutto il resoconto annuale della pensione. Quindi Allora, non arriva, no, chiaro, non non arriva, arriva. quindi inutile aspettare per sapere esattamente, insomma, almeno l'ammontare della propria pensione. Allora, siccome non lo manda a casa, non manda a casa nemmeno la richiesta di documentazione nel caso in cui si abbia tipo il trattamento, l'integrazione al trattamento minimo come ho detto prima, oppure anche le maggiorazioni sociali sulla pensione che spettano sempre a determinate situazioni di reddito. Allora noi ci siamo attrezzati e quindi alle pensionate e ai pensionati che sono all'ascolto di questa emittente dico venite nelle sedi dello SPI-CGIL perché siamo attrezzati e possiamo farvi la stampa di quella che chiamiamo così in maniera semplice, la voglio chiamare la busta paga del pensionato, ma poi in termine tecnico si chiama modello OBIS-M. Comunque sia, basta andare nelle nostre sedi e chiedere ai nostri operatori, che ricordo noi abbiamo come sindacato pensionati nelle 7 province del Veneto, nei vari comuni del Veneto abbiamo oltre 500 collaboratori che sono a disposizione proprio per stamparvi direttamente dal sito dell'INPS il vostro modello BSM, cioè il resoconto annuale della vostra pensione, quindi andate nelle nostre sedi. Oltre a questo avete anche la possibilità di farvi stampare il CUD. Allora, il CUD è il resoconto annuale della pensione, no? È il documento che ci consente di fare la denuncia dei redditi. Per chi abitualmente fa la denuncia dei redditi, problemi non ce ne sono. Il CAF CGL, ma anche tutti gli altri CAF, sono già attrezzati. Per coloro che hanno già fatto la denuncia dei redditi possono tranquillamente scaricare il CUD e procedere alla denuncia dei redditi. Quindi voglio rassicurare i pensionati e le pensionate. Se avete già l'appuntamento con il CAF CGL non vi preoccupate, insomma è già tutto a posto. Però per coloro che magari volessero, non essendo obbligati a fare la denuncia dei redditi, volessero comunque fare la sottoscrizione per il 5 per 1000 a favore di un'associazione, o per l'8 per 1000 o per altre cose, possono sempre andare in una sede del sindacato pensionati della CGL, nelle sedi SPI CGL, e i nostri operatori saranno ben lieti di stamparvi questo documento. Ricordo però che questa possibilità ce l'abbiamo a favore dei nostri iscritti in prima battuta, nel senso un nostro iscritto che viene alla nostra sede può avere la stampa immediata. Possiamo però, anche per coloro che non sono iscritti, fare questo servizio, quindi venite tranquillamente, eventualmente così, per coloro che non sono iscritti, che magari non sono mai venuti nelle nostre sedi, possiamo anche spiegarvi, dirvi cosa fa lo SPI-CGL e in quale maniera si propone durante tutto il tempo dell'anno tutela dal punto di vista diciamo collettivo ma anche dal punto di vista individuale i nostri iscritti, ma non solo, tutti i pensionati e le pensionate del Veneto. Chiarissimo, sportelli aperti a livello territoriale, Certo. Presenti in modo capillare. Prego. Sì, intanto per chi ha un po' di pratica con internet e col computer, se si va sul sito www.spi.veneto.it si troveranno tutte le indicazioni logistiche per accedere ai nostri recapiti. C'è proprio si va nella provincia, nel territorio, fino al comune con gli orari e i recapiti telefonici. Fatevi aiutare dai nipoti, dai figli nipoti per poter accedere, per chi non ha dimestichezza con il web. Oppure sull'elenco telefonico, almeno la sede provinciale o la sede del capoluogo di provincia si trova in tutti gli elenchi telefonici. Però, come diceva la Maria, noi abbiamo 500 collaboratori, 479 sedi, quindi sicuramente vicino a casa vostra c'è un
un volontario dello SPI che è disponibile, che vi aspetta per darvi una mano per affrontare, perché assieme alla cosiddetta busta paga del pensionato, noi sappiamo e abbiamo, diciamo, le competenze anche tecniche per controllare questa busta paga, perché non è detto che sia giusta. Ecco, perché noi abbiamo, nelle verifiche che abbiamo fatto e che facciamo continuamente, noi abbiamo recuperato qualche centinaia di milioni di euro in Veneto nel corso degli ultimi 2 anni per recuperi di trattamenti pensionistici che erano carenti, magari per effetto di introduzione di nuove leggi che il pensionato non sapeva riguardassero il suo trattamento, perché ricordiamoci che c'è gente che è in pensione, ci sono cittadini che sono in pensione da diversi anni, il suo trattamento pensionistico per effetto delle leggi che sono intercorse potrebbe essere rivalutato, ma viene rivalutato a domanda. Perfetto, noi siamo disponibili sul territorio a fargli un controllo e a verificare se il suo trattamento che è in essere oggi è adeguato. Facciamo questo servizio e ripeto, diciamo che questa è anche la nostra funzione di sindacato, insomma, di tutelare, che siamo una categoria sindacalmente attiva, dice il nostro slogan, perché ci interessiamo anche che le pensioni siano corrette, adeguate. Abbiamo pochi secondi dalla chiusura, quindi abbiamo una slide che possiamo far vedere. I nostri territoriali, le nostre 7 province organizzano i banchetti e gazebi in tutte le province. A Venezia, a Fossalta di Piave il 30, il 5 a Concordia e l'8 a Portogruaro. A Padova, non le leggo tutte perché sono tantissime. Comunque, in linea di massima, anche domani, 1° maggio, dove ci sono le concentrazioni del 1° maggio, troverete sicuramente un gazebo. E normalmente nei giorni di mercato, dei mercati più importanti che sono presenti nelle province, lì troverete un gazebo dove poter firmare la cartolina che poi noi provvederemo a consegnare. Ripeto, abbiamo un obiettivo molto ambizioso e cerchiamo anche di dare un segnale forte al governo, perché se stiamo zitti sicuramente non portiamo a casa nessun obiettivo. Le province coinvolte sono Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo, quindi non è esclusa nessuno, in modo particolare Vicenza, domani 1° maggio raccontiamo il lavoro, Saletta Lampertico, poi concerto del 1° maggio a Bassano del Grappa, i mercati di Arzignano, Asiago, Bassano, Lonigo, Montecchio Maggiore, Noventa, Schio, Tiene, Valdagno, Vicenza, ospedali di Asiago, Bassano, Lonigo, Montecchio, Noventa, Sant'Orso, Valdagno, Vicenza. A Verona, che tanti ci seguono anche da Verona, abbiamo i mercati di San Massimo, di Golosine, Borgo Roma, Borgo Venezia, Montorio. Naturalmente a Treviso, in tutti i mercati della provincia, anche a Belluno, il mercato unitario, e Feltre, ad Agordo e a Post dal Pago, compreso a Rovigo. Nei mercati della provincia c'è sempre lo SPI, a Padova l'abbiamo visto, il mercato poi di Abano Terme, quello unitario, di Piove di Sacco ad Este, e in via Venezia Parco d'Europa. A Venezia, Fossalta di Piave, Concordia Sagittaria, Portogruaro, i gazebi unitari che si trovano in piazza. Queste le località, quindi presente ovunque. Andate per prendere questa cartolina, firmatela per poter avere possibilità di adire, insomma, con un po' di materiale, non costa niente. Bisogna essere iscritti o no? Questa è la cartellina? No, assolutamente tutti, ma anche i non pensionati. Le rivendicazioni che noi facciamo, le abbiamo dette prima, sono a 360 gradi. Questa è la cartolina, basta recarsi nella nostra sede, in un nostro presidio, in un nostro gazebo, e quando ne abbiamo 2 milioni, raccolte 2 milioni, le porteremo, ma pensiamo entro il 15 maggio di farcela, perché siamo in tutta Italia, non solo nel Veneto, stiamo raccogliendo le cartoline e vogliamo far sentire forte la nostra voce. C'è un grande consenso, bisogna dire che abbiamo trovato nelle piazze anche, di solito non si dovrebbe dire, anche oltre le nostre aspettative. Questa è un'iniziativa, hanno capito che bisogna dare un segnale forte al governo, a Renzi, che con i pensionati non si scherza, che è un tema che è molto presente nella società.
e che bisogna soprattutto evitare di chiudersi, di pensare di affrontare solo in proprio, ma di condividere con gli altri, partecipare. Leggevo anche dai messaggi, c'è molta disperazione in giro. L'importante è che bisogna cercare che non diventi un fatto personale, privato, ma bisogna trasformarlo anche in azione, diciamo in mobilitazione, in iniziative per far capire al governo che stiamo lavorando per trovare una soluzione complessiva per questa società. Grazie, grazie veramente, prossimi alla giornata del lavoro, sperando che il lavoro sia veramente, prossimamente possa riprendersi anche per molte persone che lo hanno perso. Comunque i temi dei pensionati riguardano il mondo del lavoro, noi affronteremo ancora questi temi supportati dallo SPCGIL del Veneto. Grazie a voi di averci seguito come sempre, potete anche scrivere le vostre mail, poi noi le gireremo naturalmente ai responsabili nei vari dipartimenti del sindacato. Grazie, grazie ai nostri ospiti, buon proseguimento. Buon primo maggio. Buon primo maggio a tutti.